Buongiorno a tutti amici e amiche amanti del calcio giovanile. Oggi questa splendida giornata di sole ci accompagna per assistere al match tra Vis Palermo e Atletico Stella d'Oriente, una partita che sarà valevole per la 14ª giornata di campionato Under 17 allievi regionali girone B. Giacomo Agnello che andrà a battere, batte Agnello, palla che gira, ma gira forse un po' troppo a chiudere. Vediamo. Ma con la conclusione mancina, palla che termina fuori. Cambio ottimo a cercare Leonardi, l'aggancio, Leonardi calcia, palla che termina fuori, ma è stata una preparazione al tiro molto interessante quella del giocatore con la maglia numero 7. Intanto si riparte con Macaluso, vede De Luca, Marsala la controlla a seguire, De Luca prova a calciare, poi la palla per Leonardi e la parata di Porpe. Cosa ha preso il portiere? Zappavigna la controlla, poi vede centrale Marsala che si gira, fa un grande lavoro, poi Zappavigna è scivolata contro Stassi, ne esce davvero fenomeno assoluto, poi in mezzo a due si complica un po' la vita e si tocca anche la gamba, rimane anche giù. Amelian calcia verso la porta, Mazzola blocca, aveva visto probabilmente fuori dai pali, calciare con notevole classe durante il riscaldamento iniziale, ma anche a fine primo tempo. Nel frattempo ritorna il sole, attacca la porta, Leonardi guarda il portiere, Leonardi calcia, palla che termina fuori, anche di molto in realtà, sembrava forse di meno. Batte Giacomo Agnello, rilancio lungo di Agnello, quasi cercare la porta addirittura. Il campo con De Luca che sembrerebbe essere più laterale rispetto al primo tempo. Intanto la palla che sguscia per Leonardi che calcia, ma non riesce con convinzione dopo l'ottimo inserimento con le mani. Prova a controllare la Marfia, poi la Barbera riesce a passare, la Barbera calcia col mancino per Marchese. Ingresso in campo, un cambio comunque offensivo, intanto al colpo di testa, poi arriva lì la palla per la conclusione di Viscotti che non trova la porta. Passa al centro, viene allontanato da Prestimonac, poi la conclusione col destro di Leonardi che prova a rifarsi dopo l'errore dei primi 45 di gioco. Agnello, Adelfio, Costa, si continua, sono due uomini a terra, vede l'inserimento per Visconti, la aggancia, Visconti guarda la porta, calcia! Porpe, la parata e poi la traversa! Sulla conclusione, calcio di punizione, batte verso la porta Porpe, palla per lì Macaluso! Macaluso! Da due passi, l'avevamo detto anche nella intro, e con questo gol termina anche la partita. Un gol proprio nei minuti finali da parte di Macaluso. Ed effettivamente durante la nostra intro avevamo detto che un giocatore come Macaluso può essere importante nelle sue conclusioni